La richiesta è stata pienamente condivisa. A proporla con forza nel corso dell'incontro che si è svolto ieri al Comune Pierfilippo Spoto della CNA Turismo, sospendere l'efficacia dell'attuale regolamento e quindi, nelle more di rivisitarlo e correggerlo, evitare di multare i bus turistici che arrivano nella città dei templi. La vicenda è quella che riguarda l'applicazione della tassa di stazionamento ad Agrigento, parecchio contestata dagli addetti del settore, e oggi il presidente della Commissione Bilancio di Palazzo dei Giganti, Marco Vullo, annuncia: nei prossimi giorni convocheremo il comandante della polizia locale e il dirigente del settore attività produttive per capire se ci sono i margini tecnici e giuridici per procedere alla sospensione del regolamento oggi in vigore e quindi dare il là allo stop momentaneo delle contravvenzioni. Alla seduta di ieri hanno partecipato i rappresentanti della CNA, Confcommercio, Confartigianato, Casartigiani, dell'Associazione delle Guide Turistiche, dell'Archeopark, dell'Associazione City of the Temple e delle ditte di autolinee che si occupano di trasporti turistici. Tutte le sigle interessate hanno apprezzato la disponibilità mostrata dalla Commissione e il lavoro svolto in termini di contenuti migliorativi emersi ed elaborati anche durante il recente confronto. Il presidente della Confcommercio, Francesco Picarella, si dice soddisfatto per la nuova bozza varata che, rispetto al regolamento precedente, prevede in particolare, evidenzia, una ulteriore riduzione del 50% per tutti i bus turistici che usufruiscono di servizi di ristorazione oppure il pernottamento nel territorio comunale fino al 70%. La bozza del regolamento è ormai alle battute finali, fa sapere il presidente dell'organo consiliare Marco Vullo, dopo le necessarie correzioni apportate grazie anche al prezioso contributo offerto da queste realtà. In vista della stesura definitiva, che dovrà poi approdare in aula per la votazione, è nostra intenzione, conclude Marco Vullo, chiedere che il regolamento venga congelato, tenuto conto che lo stesso sarebbe oggetto di facile impugnativa per via delle parecchie lacune presenti.